I carabinieri indagano sul giro di stranieri che depredano i contenitori della carta AIM. Molti sarebbero profughi intercettati nei luoghi dove sono ospitati. Pescatori di carta soldati da un'organizzazione che sfrutta profughi per trasportare poi il raccolto fuori dall'Italia per pochi spicci, €1 per 10 kg di giornale. In azione, in città, molti se ne sono accorti, ci sono decine di stranieri armati di arpioni che si muovono in sella a delle bici stracariche di carta rubata, anche aprendo letteralmente i cassonetti della differenziata, provocando danni ingenti e facendo sparire soprattutto giornali e riviste. Vanno nel tuo paese? Sì. Sì. E come li spedisci? For decoration. Decoration of marking a car. They used to decorate car to spray cars, and many things they use it. They use it for. Yeah. Ma you live in Vicenza? Yeah, I live in Vicenza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Vicenza dopo aver ricevuto alcune segnalazioni che indicavano proprio le strutture che accolgono i richiedenti asilo, le basi d'appoggio dove sarebbero assoldate queste persone, materiale che poi viene raccolto e spedito. Dipende, kilo. 1 chilo? 10 kilo. 10 kilo? We send €1. €1? Sì. Un'attività illegale, spiega IEM, che più che sottrarre soldi all'azienda, la è poco remunerativa, crea danni alle casse pubbliche quando i cassonetti della carta vengono il più delle volte aperti e resi inutilizzabili. Un esempio, un solo contenitore rotto costa €300.